intanto mi presento, sono Stefano Vallardini, faccio parte di un collettivo di Pubblico, faccio una breve presentazione di quello che è l'associazione di Pubblico. È un'associazione culturale che si occupa alla zona di Imola e Faenza, ovvero confluiscono due bacini di appassionati che fruitori del software open source, sia di Imola che Faenza, di condividere le stesse ideali. Abbiamo pensato di fare questa associazione, di sommare le nostre menti in modo tale da riuscire a proporre le nostre iniziative al maggior numero di persone. Linux Day non è altro che una manifestazione di carattere nazionale dove viene celebrato, diciamo, il software open source in generale e tutte le sue applicazioni. Quest'anno il tema è la libertà digitale, che noi cerchiamo abbiamo inteso come libertà di condivisione e di divulgazione su quello che sono le potenzialità e le applicazioni del software open source. Nella penisola italica potete vedere un po' tutti gli altri gruppi che oggi celebrano la stessa giornata di Linux Day e ci siamo anche noi. Per fare questo la nostra associazione viene aiutata da alcuni partner, diciamo così, alcuni amici che sono altri che Confartigianato, che ci danno una mano dal punto di vista anche pubblicitario e un po' anche interessata anche al fatto che voi giorni domani sarete anche quello che è la spina dorsale della società produttiva, quindi potrebbe dare una mano anche voi per la vostra attività, e da A-Web, che non è altro che il nostro service provider di riferimento. Oggi abbiamo il piacere di ospitare anche ben 3 personaggi del forum, ben 3 tecnici molto preparati che ci danno una mano. Il forum che è il Forlì Inclusive Group di Forlì, quindi la libertà digitale non è altro anche che interconnessione tra le varie associazioni diciamo del settore. Fra poco infatti ci sarà Riccardo dell'Asus che ci parlerà del primo speech, poi avremo Davide l'ultimo speech della mattina e Davide Giunchi l'ultimo speech del pomeriggio. Questi qui sono i nostri riferimenti, dove potete guardare la nostra attività sul sito direttamente.org oppure guardare la mailing list o iscrivervi gratuitamente in mailing list oppure visitare la nostra pagina Facebook. Adesso io darei la parola a Riccardo che ci parlerà del primo conferenza di oggi, ovvero sulle licenze d'uso del software open source. Buongiorno a tutti, sono Riccardo del Forug, noi siamo gli omonimi di Imolux nella provincia di Forlì Cesena. Abbiamo 2 reti wifi in questo momento, una è Linux Day e l'altra è wifi free al pacchetto, una roba del genere. Vi consiglierei di, volendo, tramite smartphone, portatelo quello che è di collegare con le free della pacchetto. Poi dopo scoprirete anche perché. Allora, io per fare la mia presentazione però ho bisogno di una mano da parte vostra, no? Molto semplice, perché io devo parlare di diritto. Qualcuno di voi ha fatto diritto, fa diritto, sa qualcosa di diritto? Più o meno, avanti, nessuno. Non diceva ancora diritto. Non diceva ancora diritto. Vabbè, sopravviveremo senza. Allora, il mio è un esperimento sociale, nel senso bisogna di sapere da voi perché di questa giornata, a parte quello che ha detto Stefano. Voi, a parte saltare un'ora di lezione, perché siete qui? No, avanti, forza, ho bisogno di voi. Vai. Io ne ho sentito parlare. No, come ti chiami? Scusa. Brian. Ok. Io ne ho sentito parlare l'anno scorso, ero curioso di sapere di cosa si tratta. Qua si tratta di Linux. Va bene. Hai letto, saputo qualcosa? Hai qualche informazione da condividere con noi? Non proprio, io so solo che si parla di sistemi, di informatica e del sistema operativo Linux. Ok. Che differenza c'è, sai per caso, fra il sistema operativo Linux e gli altri, tipo Mac o Microsoft? Da quel che so, che perché non ho spiegato il fatto che Linux è aperto, nel senso che ognuno può modificarlo per semplificare, diciamo, il sistema
cosa che invece nei Mac e nei Windows non si può fare perché è gestito tutto dalle rispettive aziende, mentre qui chiunque può migliorare l'attività e poi dopo mandarla a chi ha organizzato Linux, ora provano. Giusto? È vero. Un concetto fondamentale è proprio la modifica del codice sorgente, e noi la vedremo. Non proprio del codice sorgente, ma perché si può modificare. Vai. Io sono un abitué da Linux Label. Kevin. Io sono un abitué da Linux Label che sono andato anche 2 anni fa, era un corso. Vabbè, sono un utente usuale di Linux e insomma, sono stato. Che distribuzione usi, dai? Ho un'installazione parallela di Gentoo, però cerco di andarci il meno possibile. Wow, bravissimo, dopo vedi se riesci a craccare il mio computer. Perché? Perché la vita è fatta di sfide, tesoro mio. Bene, Alessandro, mi sono ricordato il tuo nome. Tu invece perché sei qua? Gino, stiamo guardando la prof, io non sapevo che c'era. Non sapevi che c'era, non sai neanche di Linux. So che è un sistema operativo, ma non l'ho mai usato. Hai usato Microsoft Windows di solito, ok? Va benissimo, anzi sarà molto importante questo esperimento che voi mi contestiate. Della serie no, mi portate anche la vostra opinione dal punto di vista del project source, perché è giusto che ci siano entrambe per capire il concetto di progettività. Allora, questi sono più o meno gli argomenti che tratteremo oggi, però ho bisogno di nuovo di voi per parlare di open source. Secondo voi che cos'è open source? Lui ha detto possibilità di modifica, è giusto, perché secondo voi? Vai. Laura, Grande. non è a scopo di lucro. Non è a scopo di lucro. Beh, ci può stare, ma non è definitivo. È un modo per diffondere di più, ad esempio, la possibilità che le persone che mantengono meno soldi rispetto al mondo digitale. Tu lo guardi dallo scopo di lucro, interessante perché è un aspetto, però io ti posso dire, esiste una società che si chiama Red Hat che ha quasi il monopolio dei server per telecomunicazioni, tra le altre cose, che rilascia tutto in open source, però fa pagare per adesso dopo. Perché come dice lui così chiunque può migliorare insomma il programma e quindi ci ricavano loro alla fine sempre guadagno. Esattamente. Beh, interessante dal punto di vista perché c'entra anche lo scopo di lucro. Secondo voi, fatemi, non lo so, voi usate un programma open source nella vostra vita quotidiana? Sì, ad esempio OpenOffice è molto buono. OpenOffice, voi? No, è OpenOffice e open source. È sotto la licenza di Apache, non è una licenza libera. Allora, già visto che cominciamo a entrare in primo. Allora, la licenza di... Sì, è open source. Perché? Spiegami che cos'è che limita la tua libertà di modificare OpenOffice. Perché non puoi ricavarci dal sorgente, non puoi ricavarci tramite i vasti a pagamento. E questo secondo te è una limitazione? Diciamo, allora, open source non mi esclude nessuno, però ci sono dei certi campi per questo software libero che non corrisponde esattamente con quelli di open source. Poi è un progetto, poi c'è la licenza Apache, che sia quello che utilizza OpenOffice. Sì. Utilizza la licenza Apache. Diciamo che è una licenza che ha alcune restrizioni, come ad esempio il fatto di non potersi ricavare il software a pagamento. La licenza Apache esclude la viralità, per esempio, cosa che la viralità, che poi vedremo. Tu però ti stai riferendo alle licenze GPL. Esatto. Quelle lì sono il prototipo della licenza open, ma non sono le uniche licenze open. Sì, però sono le licenze libere, diciamo, sono libere. Anche la licenza
BSD e MIT sono identici, cioè sono due licenze separate ma sono identiche nel fatto dei contenuti. Quindi lavoriamo sul concetto di libertà. Io sono libero di vedere il codice, modificarlo e ridistribuirlo. Queste sono le tre libertà fondamentali, a cui puntano per esempio il GPL, ma punta anche la licenza Apache, puntano anche, addirittura la MIT dice in sostanza fai col mio software, tu lo prendi, lo puoi guardare e poi ci fai quello che vuoi. L'importante è che sia meglio sopra. L'importante è che sia comunque attribuibile. Allora, bene. Iniziamo con qualcuno di voi sa un po' rispondere a queste domande, soprattutto dato che abbiamo già cominciato a introdurre le licenze. Alle ultime due, vi sapete dare una risposta? Mutate, va benissimo tutto. Non sono qui per né dare un voto né giudicare in alcun modo, sono qui per intavolare una discussione. Allora, voi sapete che cos'è, voi conoscete queste cose qua. Nel mondo della proprietà industriale, nel mondo della proprietà intellettuale, ci sono due grandi branche. La prima è il diritto d'autore, la seconda sono i diritti di proprietà industriale. Il software dove ricade, secondo voi? Vai Laura, ti vedo lassatissima. Il diritto di proprietà industriale, perché avere un'azienda. Non è questo che fa la differenza, però sì, nel senso che è il diritto d'autore, però rientra anche nel codice della proprietà industriale. Prego, io non state sulla porta. Allora, che differenza? Allora, vi spiego la differenza che c'è tra diritto d'autore e diritto di proprietà industriale in maniera molto veloce. Il diritto d'autore tutela la forma espressiva di un'opera come un libro, una fotografia, un testo, un qualsiasi cosa che non ha una caratteristica saliente, l'industrialità, ovvero la possibilità di essere prodotto in serie. Allora, io posso tutelare, ed è tutelato con il diritto d'autore, questo libretto. Ok? È un libro, è scritto, è un'opera dell'ingegno, ha carattere di novità e creatività. Ok? Posso tutelare con un brevetto questo, perché lo posso produrre in serie, e posso ottenere un brevetto che è un altro titolo di proprietà industriale. Il software dove ricade? Il software ricade, allora, in realtà ti dovrei dire no, il software ricade nel diritto d'autore, in realtà ricade in tutti e due. Il software come listato di programma, quindi come codice sorgente, tale e quale ricade nel diritto d'autore. Però se io prendo un software, lo collego a una macchina, l'unione fra software e macchina, la sua finalizzazione in un prodotto industriale diventa tutto brevettabile, sia il software sia l'hardware. Non posso brevettare un algoritmo, non posso brevettare il classico if and else, quello non lo posso brevettare, però la sua finalizzazione all'interno di una macchina sì. Ok? Quindi ricade in tutti e due. Infatti la tutela giuridica del software sta nella legge 7.3 del 41, che è la legge sul diritto d'autore. Quindi abbiamo un inventore, abbiamo un qualcosa, a questo punto ci manca un tassello. Signori, non vi distraete, cerco di essere allora più attrattivo possibile. Allora, ci manca un tassello. Il tassello è ok, c'è questo, c'è qualcuno che l'ha creato,
deve essere un diritto di proprietà, giusto? Io ho comprato questo, ma l'ho comprato da qualcuno che mi aveva la proprietà, che è stato il suo inventore, che me l'ha venduto. E chi mi dice di chi è questo? Cioè, qual è quelle norme giuridiche che mi dicono di chi è la proprietà di un'idea? Basta che leggete le slide, sono quelli. Ok? Quindi lavoriamo con un qualcosa di proprietà. E allora arriva la mia domanda: ma allora le licenze GPL cosa c'entrano? Cioè, io so che se vendo una cosa ne acquisisco i diritti e le legami. Allora perché col software no? Cosa acquisisco col software? Prego, a voi la provare a rispondere. Avanti, buttatevi, non c'è mica problema, cioè fossero questi problemi della vita. Vai. Nome prima. Diritto di usare e modificare. Il diritto di, nel caso GPL, usarlo, modificarlo. Quindi abbiamo un diritto d'uso. Cioè io non acquisisco una proprietà, ma acquisisco un diritto d'uso. E questa è la licenza. Vai. È anche il motivo per cui i contratti di licenza è quelli che nessuno legge quando si installa il software. È anche il motivo per cui nei contratti di licenza, quelli che nessuno legge e clicca accetta quando si installa il software, c'è scritto che la compagnia produttrice può revocare la licenza d'uso in qualunque momento senza dare motivazioni. Esattamente. La licenza d'uso può essere revocata, la proprietà di fatto no. La proprietà è tua, si è trasferita a te, sei a posto. La licenza può essere revocata, perché la licenza appunto è una licenza di utilizzo. La licenza di utilizzo è data in capo all'inventore da quelle leggi lì. Quelle leggi lì dicono: tu inventore puoi dare, cioè puoi vendere o puoi anche dare licenza, perché hai tutta una serie di diritti che sono a te riservati, tra cui il diritto di modificare l'opera, il diritto di ritirarla dal commercio, il diritto di diffondere l'opera. Pensate a un giorno compongo una canzone e poi la metto in un cassetto. Secondo voi è tutelata dal copyright quella canzone? Perché no? Perché non ho delle prove che l'ho composta, soprattutto perché non l'ho registrata. Cioè non l'ho registrata, non registrata nel senso registrata con tutti gli strumenti, registrata nel senso presso un ufficio di diritto d'autore. Pensi quindi che la registrazione valga come creazione del diritto? Io ti dico di no, non vale come creazione del diritto la registrazione. Vale per il brevetto la registrazione, cioè tu affronti un iter e alla fine ti viene concesso un brevetto da un ufficio competente. Per il copyright non è così. La registrazione vale in Italia, fa fede in Italia soltanto per la SIAE da un punto di vista processuale, è avere registrato il tuo. Buongiorno Enrico. Buongiorno Enrico. Carissimo. Vale come prova in tribunale, però tu puoi anche dimostrare che hai composto quella canzone prima della registrazione, quella registrazione non vale più. Per esempio io registro la mia traccia audio, me la chiudo in un hard disk da qualche parte. Il copyright sì, perché l'ho creata. Il copyright nasce nel momento stesso della creazione dell'opera. Da un punto di vista però processuale devo dimostrare quando l'ho creata e se qualcuno l'ha diffusa, che lui l'ha diffusa a mia insaputa, magari prendendomi anche il brano dal computer oppure prendendomi anche il brano dal computer. È qualcosa che si vede in un secondo momento, che è il processo. Adesso andiamo un pochino più nello specifico. Torniamo al nostro software. Torniamo allora,
compro questo libro, lo posso leggere? Secondo voi? Io l'ho solo comprato, lo posso leggere? Ok. Mi sapete dire anche perché lo posso leggere? Questa è una domanda difficile. Molti di noi in giurisprudenza sono caduti su questa domanda miseramente, bocciate all'esame. Prego, dimmi Matteo. È stato concesso il permesso, visto che l'hai pagato. Visto che l'ho pagato mi è stato concesso il permesso. Va bene fino a un certo punto. Nel senso che anche se l'ho pagato, in capo all'autore rimane ancora il suo diritto, in teoria rimarrebbe ancora il suo diritto a evitarmi di leggerlo. Lui può, perché io lo compro e lui lo ritira dal mercato. Può farlo. Può risarcirmi, però può farlo e non lo riesco a leggere. Io posso leggerlo perché la legge individua, nel fatto che io l'abbia acquistato e lo stia leggendo, individua una sfera in cui all'autore non interessa, dato che ha ricevuto il suo giusto compenso, non interessa più il fatto che lo legga. Esco fuori, tramite la lettura di questo libro che l'ho pagato, esco fuori, diciamo, dal diritto d'autore, più o meno. Non è esattissima come definizione, ma serve per capirci. Cioè praticamente compio un'azione che all'autore non interessa più. Ok. L'opera, questo ci serve per il software, l'opera è molto importante. Quest'opera qui si compone di due caratteristiche. Mi sapete dire quali, secondo voi? Prendete la slide, nel senso la slide vi dà un indizio. Vai. L'idea è il supporto fisico, o il supporto fisico è il contenuto. Bravissimo, giusto, è proprio quello. Il corpo mistico e il corpo meccanico. Il corpo meccanico è la carta su cui è stampato e della carta passa la proprietà. Della carta passa la proprietà, capito? Come anche del CD di Windows, se io non posso farlo, no, anzi, in questo caso posso farlo, lo vendo a qualcun altro, io non gli sto vendendo la licenza d'uso, io gli sto vendendo il CD, la resina su cui è scritto. È poi la licenza d'uso che non può utilizzare, perché l'ho già utilizzata io, per esempio. Ok? Non è detto che quel libro, è ovvio, è normale che assieme alla è ovvio fino a un certo punto, vi spiego anche perché, assieme alla carta mi passi la proprietà, ma non mi passano le proprietà della trasposizione letteraria con cui sono scritti, con cui è scritto il suo contenuto. Mi passa la proprietà comunque anche lì della carta, solo che non le posso scegliere, quindi viaggiano insieme, ma dell'autore rimane sempre il testo dell'opera come così espresso. Mi sapete dire a questo punto, io lo posso rivendere questo libro? Cioè l'ho letto, mi è piaciuto, ho detto qua. Lo regalo, lo vendo a lui, dalla faccia te lo vendo. Lo posso fare? Io invece ti dico, è giusto se non esistesse un articolo nella legge sul diritto d'autore che dice che la prima vendita nel territorio dell'Unione Europea esaurisce i diritti dell'autore su quell'opera. Quindi io posso vendere la copia usata a lui o la posso anche regalare, perché c'è una norma che mi limita, cioè che limita l'autore.
per sopperire due interessi in gioco. Il giusto compenso per l'autore, la libera circolazione delle merci. Ok? Col software vale la stessa cosa, vi ho già risposto, quindi è semplice. Infatti, no. Perché c'è una licenza d'uso in mezzo. Ok? Se io mi scarico da internet il software, secondo voi si comporta allo stesso modo del libro o comunque del CD che vi ho descritto prima? Per scaricare legalmente. Legalmente, ovviamente. La roba illegale è la cosa dopo che ha dato Dimmi, scusami. Io sono non c'è nessun supporto materiale, quindi diciamo che basta tenere la licenza senza dover pagare nient'altro. Ci sei arrivato fino a un certo punto, ma anche il supporto materiale è questo il punto. Qualora io scaricassi un qualcosa da internet, il diritto dell'autore non si esaurisce, continua, ma anche il supporto materiale. Prego. È anche il motivo per cui un sacco di persone, me compreso, tipo odiano la profonda servizio come Spotify o iTunes per si compra CD musicali. Perché non hai più diritti sulla musica che compri. In ogni caso tu non hai alcun diritto sulla musica che compri. Sì, ma nel senso, se hai un CD o un vinile o una cassetta o una figura del cartone del cantante che... Sei un po' perché insomma, figura del cantante. Io non vorrei mai vedere il guidi in camera mia se potessi. Comunque vabbè, nel senso, hai un supporto fisico e cui puoi riprodurre la tua proprietaria, cioè la canzone che vuoi. Ma non è tua la canzone, eh? Sì, ok, sì, scusa. Non è mai stata tua la canzone? Sì, e a meno che non ti mandano dei tizi dalla SIAE con la cravatta che ti prendono dietro lo spezzo in due, è un po' difficile riporti la proprietà. Invece la proprietà del bene fisico. La però se un giorno il nostro amico Lulido adesso è morto, quindi potrebbe essere il suo spirito, decidesse di ritirare tutte le copie tutta la sua musica, lo può fare. Sì, però tu non la puoi più ascoltare. Però dovrebbe mandare a casa di tutti delle persone a prendere fisicamente il CD. O dichiarare illegale, tipo tu sei in macchina, quanti anni hai, scusami? 16. Quando sarai in macchina con tu CD che lui ha ritirato dal commercio, se ti becca la pattuglia di turno dice oh beh non CD di lui il mio, lo può fare, lui scappa, no, lui scappa neanche da però però non ti preoccupare, va bene così. Tu allora hai sempre la proprietà di un supporto, non hai mai la proprietà di ciò che ci sta dentro al supporto, capito? Magari mi facevo l'esempio di quello che ha tirato fuori anche quell'attore che ha fatto, mi sembra, Armandona non è tale, che ha fatto poche certezze, ha fatto presente il discorso che lui ha non so quante migliaia di titoli acquistati su iTunes e non li può dare ai figli che non muore. Forse è quello che diceva lui. Non è, infatti, non è su questi. Se il giorno che muore lui avesse avuto tutti i CD poteva dare l'eredità ai figli, quello magari. Esattamente, però si poteva. Allora, il concetto è, quello che voglio farvi capire è che allora, il punto è questo. Non posso trasmettere l'eredità di un bene fisico a cui è di conseguenza legato un bene immateriale, che c'è una norma che mi tutela per la trasmissibilità. Nel caso online è vero, io non posso trasferire i miei file né di Spotify né di iTunes. Perché? Perché la norma me lo vieta. Forse
se un domani ci sarà una soluzione a questo problema. Permetteranno comunque una trasmissibilità secondo una serie di dati, vero? Comunque Spotify è gratuito, c'è un po' come YouTube. YouTube allora quanti problemi di copyright ha? Tantissimi. Perché tu puoi ascoltare i video musicali che comunque hanno messo gli autori spesso sul loro Ok, però li hanno messi anche lì. No, Spotify. Allora, calmi ragazzi, dopo vi do un coltello e vi potete accoltellare. Allora, Laura, stai calma, Spotify non è gratuito. Puoi avere una versione gratuita con i banner pubblicitari, di musica e bassa qualità, puoi pagare 10 euro al mese come faccio io per essere senza banner, avere la tua musica e c'è Qualità decente. Qualità decente. Sì, qualità decente, qualità buona. Spotify gratuito non è in qualità aumenta. Vabbè, questa è una discussione sulla qualità di Spotify. C'è l'altra sala per la roba illegale, scaricamenti e quant'altro. Ovviamente firmatevi con il presidente di Mold. Dimmi tutto. Io intanto volevo dire che forse lui si riferiva ai DRM che possono essere revocati. Immagino che lui si riferisse a questo qui col fatto che domani io ho comprato una cosa e mi può essere bloccata mentre questo non c'è fisico, ma che invece l'opera sarà sempre uguale. Il DRM ci sono anche scusi di fisico, è la logica del DRM che cambia, cioè qui è proprio la norma che ti dice non lo puoi fare. Spieghiamo i DRM. Allora, voi sapete che cosa sono i Digital Right Management? Restriction. Restriction, scusami, hai ragione. Avanti, l'hai detto, anzi, tu mi stai simpatico, vieni in prima fila. Bene, bene. Ah, scusami, mi sono sbagliato, vieni qua. Io non so. Adesso Sarà che questa fine spiega la nostra partita che sono i DRM. Io sono un bastardo, non sono io sono un grandissimo bastardo, sono dietissimo dai miei associati. Vai, è tutta tua. I DRM sono un modo di forzare. Sono un modo di obbligare. I DRM sono un modo di obbligare chi usufruisce di un'opera a rispettare alcune restrizioni. E lo fanno agendo direttamente sulla forma digitale dell'opera. Ad esempio il formato che utilizza iTunes per la musica può essere letto solo da iTunes perché le specifiche non sono pubbliche e può essere letto solo da iTunes se l'account di iTunes, come lo sta dicendo, ha comprato il pezzo musicale. Cioè se voi un giorno comprate Anna Cibo del Metropolitics, pubblicità la mia band, e avete questo file e se voi un giorno comprate la Cibo del Metropolitics e avete questo file Hive, potete leggerlo solo con iTunes e solo se l'avete comprato. Cioè se io compro il mio pezzo, poi devo vedere, sono parecchio stupido però, e poi dopo voglio far ascoltare a Laura non l'ha comprato, io le passo il file e quando lei lo apre con iTunes lo deve aprire. Questa cosa è DRM. Lei lo apre Spotify, non lo apre. Non può aprirlo. Non può aprirlo. Laura, con speranza non lo ascolterai, questa è una grande vendita di umanità. Guarda, sta già piangendo perché non puoi leggere il tuo file. Allora, i DRM servono essenzialmente per una cosa: proteggere la casa da una libertà che non può essere compressa, ovvero la libertà di studio di come funziona un qualcosa, lo studio personale. Io potrei sempre farlo, però cosa è successo? È successo che a un certo punto le case non volevano fare non volevano subire quello che si chiama reverse engineering, ingegneria inversa
saper capire come funziona una cosa. È una branca dell'ingegneria che studia, data una black box, vengono chiamati così i software o i dispositivi di cui non si conosce nulla, dando una serie di input e leggendo gli output, che cosa ne viene fuori, quindi che cosa c'è dentro, come si comporta il programma. Un esempio di grande reverse engineering è, se usate Linux, è Samba. Conoscete Samba? Samba è un grandissimo esempio, è stato grandissimo, e hanno fatto un lavoro immane per non cadere dentro le licenze Microsoft, ma veramente un lavoro immane. Infatti gli sviluppatori di Samba non abbiamo più. Posso scomparire o devo rimanere? Ma rimani, tieni compagnia, sono dove devi venire dalla qualche parte. Così non parla, facciamo dire la parola più La persona abbiamo tutta la identifica, però. Questa volta viene Laura, parcondiccio, quanto tempo ancora? Io non ricordo avanti, un quarto d'ora. Va bene. Allora, 25 minuti. Allora, le case cosa hanno fatto? Hanno introdotto questi DRM, che sono appunto dei programmi, li hanno messi lì. E noi, per voler entrare nell'organizzazione, No, saltavo lei, per voler entrare nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, il WTO, hanno dovuto accettare un trattato nel quale si diceva i DRM sono protetti come software e se tu cerchi di craccarli per poter eseguire quella libertà che di fatto tu avresti, incadi in una sanzione. Quindi la libertà di studio è stata compressa. Anche la libertà di studiare un software per poterlo fare interoperare, cioè a te il software non va bene, nel tuo computer il driver non gira, tu hai il diritto di fare reverse engineering per farlo funzionare, ma non lo puoi fare perché la norma ti dice tu lo fai solo nel caso in cui la società non rilascia opportuna documentazione o le cosiddette API. Sai che sono le API? Application Protocol Interface, mi sembra che sia. Praticamente il protocollo di comunicazione con software. Spotify ha le API. Sì, Spotify ha le API. Usi Linux. Usato però, cioè avendo usato però avendo seguito questo uso alla fine ogni tanto non funzionava il sistema operativo, cioè avevo dei problemi, non riuscivo a stare Dopo nel laboratorio, prima di fare le cose fighe, ti installerai Linux e poi fare le cose fighe. Scusa, a proposito del laboratorio, noi fra poco dobbiamo andare, dobbiamo fare una verifica, dato che comunque almeno non so gli altri, ma io sarei interessato a non perdere queste cose nel laboratorio. Però siamo costretti ad andare, come facciamo? Noi siamo qua tutto il giorno, tutto il giorno, io dalle 7 i videogiochi non tirano su, sai che esistono? Bene. Ci sono un po' di workaround da sistemare. Quando, per esempio, adesso vi racconto una storia di vita vissuta. Quando io ho iniziato a giocare, ovviamente non sapevo usare i quattrini, quindi non potevo permettere il gioco. E quindi facevo quello che faremo nel laboratorio di là. Ok? No, non ho detto niente. Io ho detto ma poi dovrebbe tagliare. E una volta, diciamo, passare il gioco per farlo, anche solo per farlo funzionare bene, era un'impresa. Cioè, ma ultimamente si è diventato abbastanza difficile, però a volte è un po' più semplice. Ti dico anche solo
conto che ho iniziato a giocare quando ancora non c'erano le schede grafiche, ma gli acceleratori grafici, praticamente schede di calcolo aggiuntivo. Diciamo, dopo ci fermiamo per tornare. Ho giocato poco su Odyssey 2001, una figata su grazie a te. Bene. Sì, ma io a questo punto direi che possiamo direttamente passare. Ma potete direttamente andare se volete. Andiamo tutti nel laboratorio per fare molto divertenti di questa. Sì, se voi ragazzi non ce ne sono. Grazie per il Carlo, se vuoi finire per qui. Vogliamo finire una allora. Essendo voi possono finire allora, essendo voi un pubblico più selezionato e più bello, ma non ridere, non sai allora, tornando al mondo, il concetto delle licenze libere, le licenze libere non sono neanche un contratto, sono una dichiarazione di intenti che l'autore fa dicendo: io ti concedo le libertà di vedere, modificare o ridistribuire il mio software, e te lo declina in tanti modi. Due modi interessanti sono le GPL, che non sono state proprio le prime, ma sono state le prime che hanno voluto introdurre un concetto importantissimo, che è la viralità, ovvero io ti do la licenza del mio software, però tu la devi distribuire nello stesso modo. Puoi guadagnarci tramite l'assistenza tecnica, ed è quello con cui guadagna Red Hat principalmente. Non puoi fare pagare il software, cioè non puoi fare pagare il codice sorgente se non le mere spese di trasmissione del CD. E questo rimane uguale tra la GPL V2 e la GPL 3, le versioni 2 e la versione 3. Le GPL hanno avuto molte versioni, aspettate. Qui se volete potete leggere, lo potete tranquillamente leggere, comunque se andate su Wikipedia ci sono dettagli superiori rispetto a quelli che posso darvi io. Comunque le GPL nacquero proprio per un problema pratico. A Stallman gli avevano tolto la licenza del programma che utilizzava per codare, per scrivere codice. Perché? Perché il primo autore l'aveva rilasciato libero. Poi questo software era stato acquistato da un'azienda che l'aveva chiuso e stava dicendo: cazzo, io sono rimasto, io stavo scrivendo, ma ho fatto il mio software, adesso lo devo pagare, cos'è questa storia? E allora ha creato le licenze, ha creato il concetto di viralità della licenza. Prima c'erano le licenze MIT, praticamente fai quello che vuoi, quindi il mio software fa quello che vuoi. C'è un problema tra la licenza versione 2 e la licenza versione 3, che ve lo riassumo così, che è l'ultimo punto che volevo trattare oggi. Sono le restrizioni altre. C'è stato un caso, il caso prima è rilevante, perché la licenza diceva: tu non puoi restringere questa licenza, però non diceva nulla del fatto di dispositivi messi ad hoc per bloccare l'utilizzo di software dentro un dispositivo. E questo è il caso prima. Tipo era una piattaforma, era un media server. Era un media server in cui il software era rilasciato open source. Voi potevate leggere, modificarlo, distribuirlo. Con un piccolo problema: sul dispositivo tipo non funzionava, perché non era fra le firme digitali comprese nel loro chip di firma. Allora avevano un chip di firma digitale, con quale firmavano tutti i programmi, firmavano digitalmente tutti i programmi che potevano girare in dentro. Se il tuo non riceveva la firma della casa madre, un posto, tu non potevi farci girare il suo software. Allora fu creata la GPL 3, anche per aggiornare per esempio il DRM.
per evitare che venissero messi appunto gli ARM, per limitare le libertà dell'utilizzo. Il problema però di mettere una restrizione hardware, cioè il problema di mettere una licenza d'uso, una restrizione da hardware, una restrizione per l'hardware, però è duplice. Da un primo punto di vista, una casa dice vuol dire io ho messo le firme digitali perché il mio dispositivo deve essere certificato per funzionare in determinate condizioni. Pensate ai dispositivi biomedicali. Voi, anche se open source, ci potete mettere il cavolo di software che volete, perché se fate un bug, se mettete un software backup in una pompa da infusione e il paziente muore, sono notevoli problemi, se ci pensate. Invece, se e dall'altro punto di vista, io, come dicevamo prima, del corpo meccanico, della cartaccia, del ferraccio, io ne acquisisco la proprietà. Quindi, se io mi voglio comprare il mio dispositivo tipo e ho le abilità tecniche per dissaldare il chip delle firme e fare in modo che il software attivo non lo legga, io ne ho tutti i diritti e lo posso fare. È lo stesso motivo per cui le Xbox moddate con chip mod per farci girare di tutto sono legali, sono assolutamente legali. Dell'hardware voi ne acquisite la proprietà, quindi voi ci fate quel cavo che volete, che poi la casa madre vi tolga la garanzia e un altro paio di mani. Però voi ci fate quello che volete, è vostro. Io sul mio dispositivo Android ci posso caricare tutti i film che mi pare, perché il ferro è mio, non è di nessun altro, non ha licenza d'uso. Il software sì. Per questo motivo qui è stata estremamente criticata la GPL versione 3 ed è stata appunto calmierata con tutta una serie di aggiornamenti che prevedono la possibilità di inserire il chip di firma qualora l'attività sia prettamente commerciale e ci sia un giustificato motivo. Questo è l'unica cosa che mi sento